4 ore al telefono prima di riuscire a salire sulla gru con un collega fintosi giornalista. È stato Cristian Bellotto, ispettore negoziatore della polizia, a iniziare il dialogo con il 67enne, di cui ha subito tracciato un profilo. Era stata una sua richiesta che aveva fatto personalmente a me per telefono e quindi c'era già un accordo. Abbiamo visto subito che era un uomo abbastanza d'onore, quindi ci teneva alla parola data e credeva anche alle mie parole, che sono stata la persona che per primo ha cominciato ad avere un contatto con lui. L'unica cosa che richiedeva, quindi io alla fine, lui sapeva che io ero un poliziotto proprio perché è stato il primo contatto. L'unica cosa che richiedeva era che io rimanessi un pochino più a distanza e che prima parlasse con il giornalista, che in questo caso si è presentato come giornalista, insomma, collega negoziatore. E quindi sì, si è fidato da subito, dopo il primo contatto sul posto, diciamo sulla sommità della gru ce l'ha avuta lui. La prima svolta, la decisione di fingersi giornalisti e di utilizzare il nostro microfono. Michele Licciardi, vice ispettore negoziatore, ha indossato queste vesti. Vai di empatia, vai di ascolto, vai di cercare di portarlo a una soluzione dove non è tutto nero, dove c'è una strada, una via d'uscita. E tutto sommato le 2 orette, che sono state abbastanza faticose, devo dire, perché era una posizione un po' scomoda a 30 metri, e siamo riusciti abbastanza a entrare in empatia con lui si fidava abbastanza ma non troppo, perché come diceva il signor Questore, appunto stava sempre a una distanza tale che non ci permetteva di fare nulla che a lui non andasse bene, diciamo. E diciamo che ho fatto un'intervista, ho fatto proprio un'intervista col microfono, una serie di domande, esponendo un po' quello che era la sua situazione. Abbiamo simulato questa cosa e sembrava che ci avesse un po' creduto. Sul posto anche Leonardo Secco, negoziatore della Polizia di Stato. Mentre le ore passavano, la svolta decisiva è arrivata con la telefonata del questore. Noi l'abbiamo ascoltato per 5-6 ore praticamente, e in più c'è stata la garanzia da parte del signor Questore, che era l'autorità in quel momento, e allora lì ha detto forse veramente è arrivato il messaggio che io volevo far arrivare, e allora un insieme di cose che ha portato al risultato finale, che per fortuna è stato positivo.